sistema produttivo che è quello del Nord Italia. 60% è un numero che penso che non necessiti di ulteriori commenti. Qui passa il 30% del traffico tra l'Italia e la Cina è il più grande motore di generatore di traffico in questo momento merci del pianeta. I porti di Genova e Savona producono un terzo del gettito nazionale a 4 miliardi di euro. Quindi che funzioni questo luogo è estremamente importante per la finanza pubblica del Paese, perché è un contributo fortissimo alla finanza pubblica del Paese, 4 miliardi e 4 al minimo. Vedete i numeri sul valore aggiunto, circa 10 miliardi di euro su tutto il territorio nazionale, diretti, indiretti e indotto, circa 120.000 posti di lavoro sono interessati da questo luogo strategico, i posti di generazione. Noi facciamo 2,7 milioni di TU, che sono le unità di misura dei container, siamo il 32,8% della quota nazionale, quindi una quota estremamente significativa dell'intera quota nazionale. Qui vedete dove passo: 0,6 milioni in Piemonte, 1,3 milioni in Lombardia, 0,25, vedete che non è solo un fatto di nord-ovest, Toscana, Emilia Romagna e Veneto sono ugualmente interessati. Andiamo avanti. Una cosa molto importante è, voi lì avete visto come si distribuisce quei 2 milioni e 7, ma tornando al peso che noi abbiamo sulle aree più produttive del Paese, guardate alcuni di questi numeri. La quota del porto di Genova sulle esportazioni e importazioni, extra 1 ovviamente, noi parliamo di quello che va via mare, la Lombardia siamo al 60% dell'import e al 64% dell'export. Cito solo questo numero per segnalare una volta di più, scusate l'insistenza, che intaccare questo luogo mette in ginocchio il sistema produttivo. Cito la Lombardia perché diciamo, è particolarmente significativo. Noi siamo anche, da vedere sulla linea rossa, Genova è il principale, in inglese dicono port of call, cioè è il principale porto italiano lungo la rotta dal Far East all'Europa, che ricordo con la rotta pacifica dall'America all'Asia, sono due grandi rotte mondiali in grande espansione. La rotta atlantica, che lo era nel secolo scorso, è ora, diciamo, meno protagonista. Siamo uno dei principali porti, vedete qui alcuni numeri con i servizi, e siamo punto centrale, insieme a quello che ho detto prima, per capire cosa è successo qua a Genova, siamo il quinto porto gateway europeo. Noi a Genova e a Savona non facciamo transshipment. Il transshipment è molto importante, ma è un luogo dove la merce arriva, viene smembrata su altre navi e riparte. Le infrastrutture di accessibilità ferroviarie e viarie che arrivano al porto sono molto meno importanti. I grandi porti asiatici sono così, se voi andate a vedere, quasi mai arrivano ferrovie, non va via quasi nulla per track, sono porti di transshipment. Genova è un porto gateway, la roba arriva e va su. Arriva al 90%, si ferma nella pianura padana. Il grande obiettivo, come sapete tutti, è con Out Transit in Svizzera riuscire a servire in misura maggiore anche i mercati dell'Europa centrale. Cosa è successo con il crollo? Viabilità. Qui vado veramente veloce perché secondo me oggi mi hanno detto di tutto e di più. Noi abbiamo la fortuna delle due autostrade indipendenti, la 26 che va su da Vostri, dalla centrale, e la 7 che va su dal bacino di Santa Caterina. Si è rotta la linea di collegamento delle due terminal dove passavano per gli 800 e 1000 mezzi al giorno. Quindi fortunatamente serviamo i bacini a nord, ma questa congestione tra le due terminal ci penalizza.
è caduto il ponte, ma il ponte non è l'unica struttura malaurata del paese. Adesso andiamo a impegnare strutture come la 7, che è obsoleta e già abbastanza congestionata. I traffici orizzontali, voi avete incontrato prima il sindaco di Genova, abbiamo qua il sindaco di Savona, perché è importante capire che non è intaccata soltanto Genova. Noi abbiamo traffici che provengono da Valle, Savona e anche Prato, che è a ponente della città. Abbiamo traffici che partivano da questi porti ed erano destinati alle aree orientali della Liguria, della Toscana, del Mezzogiorno. Avere questo ponte crollato è un fortissimo fattore di penalizzazione. La deviazione autostradale sono 120 km, quindi è un punto estremamente delicato, ma nella rassegna dei danni è importante tenere conto. Ricordo, ma i membri della Commissione lo sanno, il decreto è molto importante che affronti il tema dei danni, perché l'ottica comunitaria è che noi possiamo prevedere incentivi, misure di indennizzo che sarebbero in un regime ordinario contrari al regime del Stato, ma lo facciamo perché ripariamo un danno. Poi noi nel decreto possiamo mettere anche misure di rilancio, ma sono una cosa separata. Dobbiamo capire bene i danni che sta patendo il porto di Genova e il porto di Savona, l'altra, perché il decreto parlerà di quei danni per avere le misure di indennizzo. Vi voglio ripetere questi numeri perché voi li avete già sentiti, ma siccome è una delle norme più critiche del decreto, vale la pena insistere un attimo. Sono 4.000 mezzi pesanti che ogni giorno vengono nel porto di Genova, vogliono dire 8.000 viaggi. Noi abbiamo stimato un allungamento dei percorsi per sfera la congestione per circa un'ora e mezza sui tempi di trasporto, mediamente. Quest'ora e mezza, che è una misura media, può arrivare tranquillamente fino a 3 ore in presenza di imprevisti, incidenti, lavori sulle autostrade che sono un fattore che definire imprevisti può essere poi preciso, fanno quasi parte della quotidianità. In via estremamente prudenziale, ma poi ci saranno anche interventi nelle categorie, noi stimiamo un extra costo di circa 40 euro a viaggio per effetto del fenomeno che ho detto prima. Ricordatevi questi numeri perché poi 40 euro a viaggio per 8.000 viaggi è chiaro che questo impatta sulla finanza pubblica, torniamo velocemente dopo. Ci sono anche ulteriori effetti negativi dal trasporto in presenza di quegli allungamenti di tempi di percorrenza, ha difficoltà a ripetere consegne nel corso di una tipica giornata. Poi questo lo vedremo andando avanti, ma è importante parlare di tutto, fare le cose di ricerca. Ferrovia, lo sapete, vado velocissimo, ve l'hanno già parlato, che era un crollo, il blocco totale delle merci in uscita da San Pier d'Arena. Anche Pra non utilizza più a questo momento San Pier d'Arena. Pra ha trovato paesi alternative con dei costi significativi. Si tratta di una perdita di circa 400 kg al giorno che genera un aumento del trasporto su gomma di 400 mezzi circa al giorno. Questo è uno stimamento. Quindi, essendoci qua la Commissione Ambiente, in questo momento noi abbiamo un aggravamento per effetto dell'interruzione della cesura della continuità con la linea ferroviaria, ci genera un aumento di mezzi che vanno via strada. Ci sono, e lo sentirete poi dalle categorie che parleranno, numerosi aumenti di costo per le categorie del cluster portuale. I terminalisti hanno dovuto rivedere la loro viabilità, la loro accessibilità ai gate, per effetto anche della viabilità che abbiamo ad esempio approvato, abbiamo inaugurato questa mattina, per rivedere gli orari di lavoro, il lavoro portuale. Poi pensate soltanto alla compagnia unica, circa 500 persone vanno giornalmente dalla città
al terminal di Pra si sposta in una condizione di congestionamento e di aggravamento che come minimo incide sull'ammontare di ore di spostamenti che si sommano a quelle lavorative. Agenti spedizionieri ovviamente sono aggravati dai costi generali di funzionamento del porto. Gli armatori hanno difficoltà a mantenere i servizi su Genova in presenza di tempi più lunghi e quindi costi maggiori. Auditi dalle commissioni andando a Roma, lo prendo come un segnale di attenzione incredibile a quello che è successo a Genova il 14 agosto, il fatto che siano le commissioni ad essere venute qua a Genova. Credo che abbiano fatto una giornata intensissima, molto intensa, siano provati da parole lunghe di dati. Comunque questo è l'incontro col porto, che è ovviamente una delle grandi aree produttive della città, la nostra principale, che è stata profondamente interessata dagli eventi del 14 agosto. Noi qui avremo previsto, io faccio una più possibile breve introduzione sul porto, su quanto è successo. Abbiamo poi 4 o 5 interventi dei rappresentanti delle categorie principali interessate di porto, che vi daranno ovviamente anche una loro vivida rappresentazione di quanto sta succedendo e delle proposte principali che abbiamo. Io cercherò di parlarvi mettendomi nei panni di un membro del Parlamento che non si è ancora visto arrivare il decreto legge, ma che si vedrà presto arrivare il decreto legge, di cui avete già visto alcuni contorni, che si occuperà della legge di conversione e che comunque per la vostra attività avrà molto a che fare con tutte le norme di cui stiamo parlando e di quello che sta riguardando la città e il porto da qui ai prossimi 2 o 3 anni. La prima cosa più delicata, a mio parere, è distinguere il crollo di un'infrastruttura strategica, che può avvenire in qualsiasi parte del mondo, dall'Italia, dal crollo, dalla distruzione di una infrastruttura nevralgica per il funzionamento della parte più produttiva del Paese. Questo è un punto che rileva molto, perché poi l'impianto delle misure che abbiamo in mente, che si cercherà tra governo, istituzioni locali e Parlamento di predisporre, dovrà rispondere a queste risposte. Molto brevemente, voi lo vedete, il porto di Genova e Savona è il primo d'Italia per merci movimentate, circa 70 milioni di tonnellate, con una grande dispersione produttiva, 4-2 milioni di passeggeri. Copriamo il 60% del commercio extra UE del nord-ovest. Qui ci torniamo tra un attimo. Ma spessissimo in questi giorni anche le televisioni, i giornali, parlare di quali sono i segnali di allarme su Genova. Allora, noi in questo momento non abbiamo indicazioni, ma poi parlare armatori, terminalisti, non abbiamo indicazioni di significativi dirottamenti di navi o servizi sui porti di Genova e Savona. Ma cominciamo ad avere indicazioni di un minore quantitativo di merce che scala i nostri porti. Guardate questi numeri abbastanza eloquenti, noi siamo aumentati nei primi, se voi vedete gennaio-luglio 2017, rispetto a gennaio-luglio 2018 aumentavamo al 9% le tasse portuali. Vi ricordo che l'autorità portuale finanzia per la propria attività con le tasse portuali e i canoni concessori per l'affitto di aeronave. Ad agosto 2017 siamo praticamente rimasti statici, le tasse portuali non sono più aumentate. L'accertato dei primi 15 giorni di settembre era 2 milioni e 4 a settembre 2017, a settembre 2018 è 1 milione e 3. La stima che noi facciamo di consuntivo a fine mese passa da 4 milioni a 2 milioni e 6 con una perdita del 35% delle tasse portuali.
Questo è un segnale, è un campanello d'allarme, parla della merce dei volumi. Voglio fare un flash, non so se c'è il direttore generale dell'aeroporto che ha contribuito a darci informazioni. Voi sapete che l'autorità aeroportuale è proprietaria della maggioranza dell'aeroporto di Genova per il 60%. L'aeroporto si colloca nell'estrema vicinanza del Ponte Morandi, se ci siete arrivati ci ripartite. Il 96% dei passeggeri che utilizzano l'aeroporto lo fa tramite un accesso viario, quindi il crollo del Ponte Morandi è stata una apposta da questo punto di vista. La potenziale perdita di traffico stimata dalla società di gestione aeroportuale è di una perdita tra il 5 e il 10%, che corrisponde tra 0,8 e 1,6 milioni di euro su base annua, oltre per esempio ad aver già sacrificato circa 3.000 metri quadrati di un'area di concessione dell'aeroporto che erano addebitati. Ve lo dico perché l'aeroporto era in una fase di rilancio dei passeggeri, in una fase di rilancio degli investimenti estremamente necessari per le difficoltà di accesso alla Liguria. Questo è stato un po' un colpo sotto la cinta, perché diciamo, dobbiamo preoccuparci di non perdere, siccome eravamo in una fase di rilancio, ci sono alcune misure immediate, questa linea bassa gratuita, la stazione di Sestri e Principe, l'incremento delle frequenze della navetta dall'aerostazione dalla stazione passeggeri aeroportuale alla stazione ferroviaria di Sestri, ovviamente spese di campagne di informazione per avvisare l'utenza che non è scoppiata la bomba, per l'aeroporto funziona, sono garantiti servizi, compensare l'aeroporto con 2 milioni di euro circa per sostenere i vettori che operano sullo scalo o che intendono nel suo scalo. C'è EasyJet che sta pianificando il venire su Genova circa 500.000 passeggeri l'anno. Di medio termine un progetto di collegamento che noi vorremmo velocizzare con il decreto a fune tra l'aeroporto direttamente dalla ferrovia e eventualmente un collegamento marittimo dall'aeroporto al centro. Chiudo velocemente, questo è il decreto come oggi, non è uscito, quindi in realtà però diciamo, sappiamo più o meno che queste sono misure, fa piacere può chiosare in ogni momento. Sono notizie. Noi abbiamo una misura sull'ottimizzazione dei flussi dei quali logistici. Questa è una misura, noi creiamo un nuovo varco a ponente di San Pier d'Arena. Il Ministero delle Infrastrutture assume la regia di alcuni interventi di natura informatica per creare questo varco a ponente, efficientando l'accessibilità al ponte. C'è la zona logistica semplificata che per la prima volta raffigura una mappa di Genova con i suoi retroporti. C'è un elenco di retroporti, non è esaustivo, può essere integrato perché c'è qualche lacuna, però diciamo e quindi c'è la zona franca del comune di Genova, c'è il 3% dell'IVA, una misura di attenzione di cui io ringrazio il governo, questa è una misura che ci consentirà di affrontare alcune delle emergenze che avremo, e c'è la misura di trattamento straordinario di integrazione salariale per le imprese in gestione. Ultima slide mia, perché delineando con i governi e che arriveranno sul vostro tavolo sono qui raffigurati, però essendo un work in progress, essendoci anche qualche elemento di riservatezza, io mi spingo nel rappresentarvele. Abbiamo fatto 4 riunioni con tutto il cluster portuale, con tutte le categorie del cluster portuale, i terminalisti, gli armatori, gli autotrasportatori, agenzie spedizioniere. Da questo confronto abbiamo individuato fondamentalmente 2 tipologie di misure che a noi sembra utile inserire nel decreto per integrare quelle che abbiamo già analizzato prima. Le prime affrontano il tema dell'organizzazione del ciclo, della filiera di attività del porto, alla luce dei danni che vi abbiamo prima esposto.
Allora, volendole schematizzare, sono misure di sostegno alla filiera del porto, della filiera del trasporto, con una grande valenza ambientale, la voglio segnalare perché se la Commissione Ambiente mi pare, e sono di rafforzamento del mare bonus, di rafforzamento del ferro bonus per ovviamente i porti di Genova e Savona, un contributo all'autotrasporto con numeri, consentitemi di dire, l'ultimo riferimento che faccio, nel decreto sono previsti 5 milioni di euro l'anno come mozza che era circolata. 5 milioni di euro l'anno con 8.000 viaggi giornalieri sono 2 euro a viaggio. Quindi non è una misura, non è una... dobbiamo parlare di altri ordini di grandezza. Mi rendo conto che è spesa tra virgolette corrente con un impatto sulla finanza pubblica delicato. Poi il Vice Ministro siamo in contatto con i ministeri finanziari per valutare questo impatto, però dobbiamo parlare di numeri veramente diversi da quelli da questo punto di vista che sono nel decreto. E anche manovre ferroviarie che voi sapete a Genova sono particolarmente costose, ma se vogliamo incentivare l'uscita di container via ferroviari, quella è la strada. Poi ci sono le misure di sostegno alla riorganizzazione di alcuni operatori che lavorano in porto, in primo luogo terminalisti del lavoro portuale, ho spiegato prima i costi che stanno sopportando, gli extra costi che stanno sopportando. Abbiamo iniziative di automazione e informatizzazione, ne ho citata una che è già nel decreto, c'è il problema dell'integrazione degli organici delle pubbliche amministrazioni che operano in porto, dogane, controlli sanitari, fitosanitari, autorità di sistema portuale, capitaneria che fortunatamente ha già una prima misura, ma altre misure si hanno. In sostanza tutti quelli che operano in porto hanno chiaramente dei deficit di organico, servono alcune deleghe. Nell'impostazione, diciamo, io sono stato diversi anni nei ministeri finanziari, so la loro allergia a grandi costi per le coperture, però è passato il principio che queste misure, che sono come misure che alleviano il danno subito, durano fino a quando noi non completiamo alcuni interventi infrastrutturali che ridaranno competitività al porto. Questi interventi infrastrutturali, che non sono quelli di cui probabilmente avete parlato molto oggi, e noi oggi abbiamo fatto la strada mare, poi c'è la nuova rampa di accesso al casello, poi ripristiniamo la ferrovia, questi sono interventi che riguardano l'ultimo miglio ferroviario in porto e l'accesso viario in quota per legare i mezzi pesanti che escono dal porto direttamente con le autostrade che arrivano fondamentalmente a Genova. Questi interventi hanno una durata che più o meno coincide con il rifacimento del ponte e questo potrebbe essere l'orizzonte, no? 3 anni se vogliamo dire, per cui chiediamo quegli incentivi.